Si è concluso a fine ottobre il progetto Jesolo for Food, promosso dal marchio Jesolo Spiaggia Etica, che vede la collaborazione tra AIA e Fondazione Terra d'Acqua Onlus, insieme al Comune di Jesolo e la Fondazione Banco Alimentare Onlus, che ha avuto come obiettivo quello di raccogliere i generi alimentari non deperibili messi a disposizione dagli albergatori alla chiusura dell'attività stagionale a metà settembre. E con Jesolo for Food abbiamo lanciato un ulteriore progetto, anche questo accolto con estrema attenzione, generosità e sollecitudine da parte in questo caso dei giovani albergatori, a cui è stato un po' affidato il compito di organizzare la logistica e la raccolta. Il Comune di Jesolo si è attivato fornendoci i magazzini e anche i mezzi per il trasporto di queste derrate. Il Banco Alimentare ha poi pensato alla distribuzione nel territorio di quanto raccolto. Sono state 25 le strutture alberghiere che hanno aderito all'iniziativa, permettendo di raccogliere complessivamente 670 kg di alimenti a lunga conservazione, tra i quali pasta, pelati, olio, legumi, latte, riso e zucchero. Sabato 30 novembre inoltre si terrà in tutta Italia la 17ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Saranno più di 135.000 i volontari della Fondazione Banco Alimentare Onlus che inviteranno tutti a donare alimenti a lunga conservazione che verranno poi distribuiti a più di 8.000 strutture caritative per aiutare quasi 2.000 persone bisognose. Il Comune di Jesolo ha concesso il proprio patrocinio al progetto, coerentemente con l'impegno che l'amministrazione comunale ha profuso nell'ultimo anno a sostegno delle persone in difficoltà attraverso il Fondo per il sostegno ed azioni di rilancio. Ci tengo a precisare proprio il termine preciso, che sono sostegno alle situazioni di difficoltà, ma che noi riteniamo che anche queste devono rientrare in un progetto che possa rilanciare, che possa far riprendere il cammino giusto a queste diverse famiglie che hanno bisogno anche di mettere insieme il pranzo con la cena, come si diceva in presentazione.